eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. E noi siamo oggi qua per celebrare il Signore. Quando parliamo di celebrare è mettere il Signore in alto. E quando noi veramente innalziamo la sua persona possiamo sicuramente gioire non solo di quello che Lui fa, ha fatto e farà ancora, ma di quello che Lui è. E quando noi pensiamo che Lui è l'Iddio dell'impossibile, anche il coronavirus si nasconde davanti a questa cosa qui. Perché tutto quello che succede nella nostra vita, secondo Romani capitolo 8, versetto 28, coopera al bene di quelli che amano Dio. E io mi auguro che se tu sei uno che ama Dio questa mattina, tu sia qua con un solo obiettivo. Lasciamo tutti i nostri pensieri, problemi, difficoltà per un attimo da parte e mettiamo tutto ai piedi del Signore e dedichiamo questo momento per focalizzarci in Lui. E sapendo che Lui è l'Iddio dell'impossibile, che Lui possa ricevere da noi ogni onore e gloria come Lui merita questa mattina e allo stesso tempo che possiamo predisporre i nostri cuori per poter ascoltare quello che Lui ha preparato da dirci questa mattina. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per la libertà che abbiamo in questa nazione di poter stare qui insieme per onorare la Tua persona. Preghiamo, Signore, per quelli che arriveranno ancora, che Tu li possa benedire. Ti chiediamo, Signore, per quelli che non saranno presenti oggi, ma magari vedranno la registrazione, che tutti insieme come Chiesa, Signore, uniti, possiamo portare a Te onore e gloria. Chiediamo la Tua benedizione su tutto quello che si farà questa mattina. Ti chiedo, Signore, per i musicisti, per i cantanti, per tutti quanti, Signore, che Tu possa ricevere questo servizio come un profumo di odore suave. Chiediamo questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Davanti al trono
signori, Re dei re, Signor dei signori Gesù. Prossima canzone, Io ti dono il mio cuore. Possiamo cantare questa canzone donando completamente il nostro cuore al Signore. Portiamo una lode al Signore. Questo è ciò che voglio lodare te con tutto il mio cuore, ti adorerò. Quello che c'è in me
di noi, Signore, che il tuo spirito cresca, Padre. Ti ringraziamo per la tua presenza, Signore, che noi sentiamo che tu sei qui, Signore. Tu sei dentro ognuno di noi, Signore, tu vivi, Signore. Tu non sei morto, Signore, tu sei vivo dentro di noi, Padre. Ti ringraziamo per il tuo Santo Spirito, Signore, per la tua presenza, Padre. Ti ringraziamo per ogni fratello qua presente, Signore. E ti chiedo, Signore, per quelli che ancora non hanno sentito, Signore, il tuo tocco, Signore, che tu possa toccare, Signore. Ti ringraziamo perché tu vivi dentro di noi, Padre. Nel tuo nome, Signore, noi ti ringraziamo. Amen.
ringrazio per questo momento, Signore, di lode a te, Signore. Ti ringrazio per ogni opportunità che tu ci dai, Signore, di essere nella casa tua, essere qui lodando, glorificando il tuo nome, Signore. Ti ringrazio per ogni cosa e benedici la predicazione di oggi, Signore, nel tuo nome. Amen. Potete... È bello poter proclamare il Signore, vero? Complimenti al gruppo dei ragazzi, veramente questa mattina ci avete incoraggiato a lodare il Signore. Anche quei meno giovani non ve la prendete, ok? Cioè, siete ufficialmente invitati a Verona, ok? Voi giovani, i vecchietti li lasciamo qua. Quando tutto questo passerà, ok? Veramente porto i saluti della Chiesa Agape a Verona. Dio sta benedicendo moltissimo, siamo molto riconoscenti, grazie per le vostre preghiere. Però abbiamo qualche problemina, che chiesa non c'ha un po' di problemini, e noi abbiamo diversi membri dell'assemblea che abitano in Lombardia, no? Perché noi siamo al confine, e veramente erano diverse settimane che abbiamo aperto nuovamente la sala, e i credenti di Lombardia erano parecchio dispiaciuti per non poter essere presenti. Così abbiamo pregato cercando di trovare una soluzione, e ringraziamo il Signore. Ieri una chiesa lì in Lombardia ci ha permesso di usare i loro locali, perciò ieri sera con il gruppo di Mantova abbiamo potuto fare il culto insieme, anche se di sabato, ma va bene uguale. È stato bellissimo poter rincontrarci e godere di quel pezzettino di paradiso sulla terra, no? Nel poter godere della comunione fraterna. Perciò preghiamo per tutta questa situazione. Quando finirà questa situazione? Ve lo siete mai domandati? Siete un pochino stanchi di questa situazione? Siete mai stati in quella situazione in cui volete che questo periodo passi? Non so, io mi ricordo quando ero all'università, quando c'erano quelle materie che duravano lungo, centinaia, migliaia di pagine da leggere, da studiare, non vedevi l'ora che finiva quel periodo là, ovviamente superandolo, perché se poi ribocciato devi rifare tutto da capo. Però quei momenti si verificano nella nostra vita e non vediamo l'ora di uscire di quella situazione. E alcune volte noi dobbiamo capire che sono proprio in quelle situazioni che Dio vuole fare grandi cose nella nostra vita, o vuole insegnarci grandi cose, non dopo, ma durante. Non lo so quanti di voi sapete cucinare, sicuramente le donne sono bravissime, maschietti noi, molti ci sono dei cuochi, chef, no? Bravissimi. Poi ci sono quelle persone che siamo la terza categoria, persone come me, che non sappiamo cucinare. Mia moglie è rimasta bloccata in Argentina a motivo del lockdown, e così per alcune settimane, un paio di mesi, sono stato da solo. E allora lei mi dava le ricette, no, in videotelefonata. Non è così semplice come sembra, giusto? Io sono una persona che mi piacciono molto i dolci, sono la mia debolezza. E così lei mi dava ricette soltanto di cose salate, non di dolci. Un giorno ho convinto mia figlia, e mia figlia mi ha detto: papà, no, non è un problema. E io mi sono accorto che per fare un buon dolce non basta soltanto avere gli ingredienti, non basta nemmeno avere l'attrezzatura giusta. Bisogna avere una certa perspicacia, però quello che veramente può dare il tocco magico è quanto tempo deve stare al forno. Non lo so che tipo di forno avete voi, io ho un forno che ha qualche difficoltà. E allora tu devi andare
a tentativi. E per mia figlia era semplicissimo, lei mi dice basta che tu guardi il forno. Sai quante volte ho guardato il forno e si bruciava davanti ai miei occhi la situazione. Però quando io penso a quei momenti che sono difficili, penso che noi per Dio siamo come l'impasto di un dolce. E sapete, Dio non permetterà che noi siamo nel forno più del tempo dovuto. Non c'è il rischio che ci bruciamo e che andiamo oltre. Però noi sappiamo che se noi togliamo il dolce prima del tempo, non sarà un buon dolce, giusto? Logico sarà che se lo lasciamo più del tempo dovuto non sarà meno un buon dolce. La cosa bella di Dio, secondo quello che dice la parola di Dio nel libro di Ecclesiaste, che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. E noi in questo momento che ci tocca vivere, è un momento che probabilmente ci sentiamo nel forno. Però dobbiamo essere consapevoli di questo, che non andrà oltre il tempo che Dio lo permetterà. E in questo tempo che noi siamo dentro del forno, cerchiamo di imparare tutte quelle lezioni che Lui vuole che noi impariamo. Ma non soltanto imparare le lezioni che dobbiamo imparare, mettere in pratica le cose che noi sappiamo già. Perché quelle sono le cose che alcune volte non ci aiuta ad essere saggi, vero? Perché saggio è colui che sa e mette in pratica. E in questo periodo di forno è quello che dobbiamo fare. È il momento di prendere tutto quello che Dio mi ha insegnato fino ad oggi e metterlo in pratica. Certo, uno dice, ma per noi, pastore, questo è molto difficile. Sicuramente per il Signore Gesù Cristo non lo è stato. E lo sai, sfogliando un po' la mia Bibbia in queste settimane, me ne sono accorto che lo stesso Signore Gesù Cristo, anche Lui ha avuto il suo forno. E forse anche Lui è passato per quel periodo che magari si doveva domandare, ma quanto tempo questa agonia durerà? Leggiamo insieme il libro di Filippesi, capitolo 2, dal versetto 8 fino al versetto 12. E dice così: trovatosi esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Versetto 12. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Quando noi vediamo questo brano, sicuramente è meraviglioso pensare al Signore Gesù Cristo, perché il Signore Gesù Cristo, che stava benissimo nella gloria, un giorno decide insieme alle altre due persone della Trinità di scendere sulla terra per poter portare a noi la salvezza. E così Lui praticamente prende questa decisione in ubbidienza al Padre per poter essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Però logicamente tutto questo demandava di pagare certi prezzi che erano prezzi troppo alti, ma che ci dovevano essere delle motivazioni ben precise. E noi vediamo qui che il Signore Gesù Cristo inizia il suo periodo nel forno. Perché? Perché praticamente la Bibbia dice che umiliò se stesso. Allora, non lo so quanti di noi vogliamo avere questa parola nel nostro vocabolario. Umiliare. Umiliare. Se noi vediamo un pochino quello che dice il vocabolario riguardo alla parola umiliare, è una parola molto profonda, perché significa trattare qualcuno in modo avvilente e mortificante, facendoli provare disagio, vergogna, senso di inferiorità. Mi ricordo una volta facevo parte di un musical
quelle cose un pochino grandi, no? In cui c'era questo Signore Gesù Cristo finto, no? Che praticamente alla fine della presentazione praticamente partiva, c'era un ascensore dietro che faceva vedere come il Signore Gesù Cristo spariva nelle nuvole, c'era del fumo, tutto finto, però in quel momento è molto suggestivo. E logicamente in quel musical il protagonista chi era? Il Signore Gesù Cristo. E il ruolo le veniva svolto da una persona molto ben preparata. E ricordo però che in quel momento, quando lui stava per salire su quell'ascensore, che la gente non sapeva che era un ascensore, ovviamente, stava per scomparire, no? In mezzo alle nuvole, in quel momento che era un momento tanto toccante, molto profondo, molto suggestivo, mentre lui alza gli occhi al cielo, gli cade la barba finta. E in quel momento là, quel momento che doveva essere tanto toccante, tanto suggestivo, il pubblico ha cominciato a ridere, si è perso tutto lo scopo in quel momento là. Mi ricordo questo cantante, finita quella parte, è andato dietro, si sentiva umiliato, era mortificato. Tanta era la sua umiliazione che quando tutte le persone sono uscite per poter ringraziare il pubblico, lui non è neanche uscito. Perché? Umiliazione. Sentirsi inferiore, sentirsi mortificato. Però la Bibbia qua ci dice molto chiaramente Paolo, non che gli altri avevano umiliato Gesù, che noi sappiamo che l'hanno fatto pure, ma la Bibbia dice che lui umiliò se stesso. Un'altra versione dice che lui abbassò se stesso. Questa parola è importantissima, cari miei, perché noi vediamo che la Bibbia dice che chi si umilia sarà innalzato. Ecco qua che il Signore Gesù Cristo stava facendo qualcosa che non si era mai verificato nella storia, perché è stata la prima e unica volta in cui il Verbo si era fatto carne, ma con un solo obiettivo: poter occupare il nostro posto sulla croce, per poter essere empatico con noi, sapendo che anche noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, e lui avrebbe caricato su di sé il peccato di tutti quanti noi. E lui l'ha fatto e umiliò se stesso, perché qua possiamo vedere i gradini di discesa del Signore Gesù Cristo. Perché? No, noi quando siamo sulle scale e facciamo i gradini di discesa sicuramente andiamo a un piano inferiore, giusto? Ci sono almeno 4 gradini che il Signore Gesù Cristo ha affrontato in questo momento con umiliò se stesso. Perché l'abbiamo già detto, prima lui era nella gloria, lui era Dio, lui era eterno, il creatore dell'universo, lui stava lì che riceveva l'adorazione, la lode, gli omaggi di tutti gli angeli e tutti gli esseri viventi nei cieli. Ma in quel momento lui abbassò se stesso. E secondo quello che abbiamo letto in Filippesi capitolo 2 versetto 8, lui prese forma di uomo. E noi vediamo quel primo gradino di umiliazione, perché lì Dio che si fa carne e diventa uno come noi. E noi vediamo quel primo gradino che discende, ma non soltanto quel primo gradino, ce n'è ancora un altro gradino. E se continuiamo la lettura lì in Filippesi capitolo 2 versetto 8, dice che lui prese forma non solo di uomo, ma di servo. E molto chiaramente lui ripeté una volta dicendo: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E vi ricordate, nell'ultima cena lui prese un asciugamano in mezzo a quella cena tanto importante, l'ultima cena. Lui prese un asciugamano, se lo mise intorno e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Perché? Perché non soltanto si umiliò al punto di essere uomo, ma praticamente lui scese ancora e diventò servo. E io mi domando, cari miei, se Dio si è fatto servo, perché è così difficile per noi figli suoi servirci gli uni gli altri? Perché qua non c'è né prima né seconda posizione, ci troviamo con il creatore dell'universo che umiliò se stesso, che diventò uomo e prese la forma di servo. Ma non solo, scese ancora un altro gradino. In Isaia capitolo 53 dice che lui caricò su di sé il peccato di tutti i nostri, il peso di tutti i nostri
peccati, scusate. Ma ce n'è ancora un altro gradino. Perché dopo che lui caricò su di sé il peccato di tutti quanti noi, la Bibbia dice sempre lì in Filippesi capitolo 2 che abbiamo letto, affrontò la morte e la morte di croce. Una morte completamente crudele. Non stiamo qua questa mattina a dedicare del tempo a vedere tutta la parte medica, però era una situazione completamente avvilita. Il libro di Galati dice chiaramente: maledetto colui che è appeso al legno. E vi ricordate, mentre lui era appeso lì al legno, come lo prendevano in giro, come si vessavano di lui? Se tu sei il figlio di Dio, allora cosa fai? Scendi tu, salva pure a noi stessi. Stavano mettendo e vituperando la persona del Signore Gesù Cristo fino al momento che lui dice: tutto è compiuto. Ma perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Aveva fatto qualcosa di sbagliato lui per cui lui doveva pagare? Lui non aveva fatto niente di sbagliato. Però la Bibbia mi dice che ci sono due motivi per cui lui l'ha fatto. E da quella profonda umiliazione si dimostrano queste due cose importanti. La Bibbia dice lì in quello che abbiamo letto in Filippesi capitolo 2 che lui è stato ubbidiente fino alla morte e la morte di croce. La parola ubbidienza è quella che ogni genitore qui presente vuole che suo figlio faccia, o no? Quanti vogliono un amen per un figlio ubbidiente? Ecco. Quanti vogliono? Due mani di là. Ecco. Quanti vogliono un amen per un credente ubbidiente? Sono meno mani qua, Sapete, la parola ubbidienza qua nell'originale è molto interessante, perché noi sappiamo che ubbidienza significa fare quello che ti viene detto, giusto? Nell'originale la parola ubbidienza che viene utilizzata qua in Filippesi capitolo 2 significa ascoltare attentamente. Ascoltare attentamente. Quante volte i figli ascoltano attentamente e fanno l'opposto di quello che le diciamo di fare? Allora, c'è qualcosa che non quadra qua, pastore, con questa parola ascoltare attentamente. Allora, quelli che siete della mia generazione, più o meno 32 anni, quanti ne hanno 32 anni qua? Ok. Quelli della mia generazione abbiamo qualche difficoltà sicuramente con le parti tecniche. No? Se tu lavori sul computer sempre abbiamo qualche problema, qualcosa non va, non sappiamo dove mettere il dito nel teclato. E se avete dei figli o degli amici o dei giovanotti, che cosa si fa? Si chiama, no? Vi siete trovati in quella difficoltà? E avete chiesto per esempio ai figli: mi dai una mano? Il computer te l'ho comprato io, Vabbè, che problema c'hai? Non lo so, mi succede questo. Che cosa devo fare? Avete mai fatto questa domanda, quelli della mia generazione? Che cosa devo fare? Vi hanno risposto? No. Devi fare così. Noi siamo talmente lenti che ci siamo persi nella ricerca di quello che toccava fare. E allora tu, no? Spiegami per favore. Quando tu gli dici spiegami per favore, dovete vedere come volano gli occhi dei vostri figli. Inutile che ti dico quello che devi fare, tanto non lo capirai mai. No, spiegami che voglio imparare. E così praticamente te lo spiegano. In quel momento là, quelli della mia generazione, abbiamo un'attenzione completa, perché noi non vogliamo passare per questa situazione un'altra volta, vero? Allora siamo molto attenti perché poi vogliamo fare per filo e per segno quello che ci hanno appena detto.
quello è ubbidienza. Quello è ubbidienza. È quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo con il Padre. Lui più di una volta ha detto: io sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato. E lui l'ha fatto per ubbidienza, fino alla morte e alla morte di croce. Ma non soltanto per ubbidienza al Padre. Perché Giovanni capitolo 3 versetto 16 dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E lui l'ha fatto per ubbidienza al Padre, ma l'ha fatto per amore di noi. Quell'amore che dà tutto e non si aspetta niente. Cosa potevamo dare noi a Dio? Romani ci dice chiaramente che lui ha amato noi quando noi eravamo bravi? No. Lui ha amato noi quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Perciò se tu sei qua questa mattina tu hai un quadro di un figlio perfetto, il figlio Gesù Cristo, che ubbidì al Padre per amore di noi. E la parola di Dio mi dice chiaramente nel libro di Corinzi, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per loro. Quando i miei figli erano piccoli, soprattutto Gabriel, era il più piccolo della casa, adesso ne ha, tra qualche giorno fa 26 anni. Sì, l'ho fatto da giovanissimo. E c'era un gioco che non hanno capito alcuni questa domanda, ok? Ok, vabbè. Allora, uno dei giochi che noi facevamo era quello della pallina di gomma, no? E allora facevamo questa competizione, chi la faceva saltare più in alto, e lì vincevo sempre io, perché lanciavo, e logicamente lui era 40 centimetri, lanciava e vincevo sempre io. Adesso Gabriele 2 metri e vince lui, ovvio. Però dopo abbiamo imparato un'altra tecnica, che se noi volevamo che la pallina andasse veramente su, che cosa bisognava fare? Facevamo rimbalzare la pallina giù. Perciò più forte la buttavo giù, più in alto rimbalzava in alto, giusto? Sì. Infatti io adesso vi faccio la prova. Io ho comprato questa pallina, ok? È dei cinesi che l'ho presa, perciò non rimbalza tanto. Però è quello che è successo con il Signore Gesù Cristo, perché qua mi dice che chi si umilia sarà innalzato. E qua chiaramente dice che Dio le ha dato un nome, e questo nome un giorno sarà innalzato completamente, e ogni ginocchio si inginocchierà e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. E noi abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo è sceso i gradini dell'umiliazione, ma con un obiettivo, e l'obiettivo del Padre, che così come Lui è stato umiliato fino alla morte e alla morte di croce, un giorno Lui sarà esaltato. Ma noi figli di Dio non abbiamo bisogno di aspettare quel momento, perché io lo posso innalzare quando? Oggi. Perché quel nome Gesù Cristo suona meraviglioso o no? È un nome composto. Gesù viene dall'Antico Testamento, che si traduce come Gesua, che significa Salvatore. E Lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. È di Lui che aveva parlato Giovanni Battista nel capitolo 1 versetto 29 del libro di Giovanni, quando disse: ecco l'agnello di Dio che toglie, non dice che copre il peccato del mondo, ma che cancella il peccato del mondo una volta e per sempre. È Lui l'agnello di Dio, è quel Salvatore che io e te abbiamo, ma non per meriti nostri, ma per grazia sua. E quel Gesù
Il suo nome non significa soltanto Salvatore, perché dopo abbiamo Cristo. E la parola Cristo significa unto dell'Eterno. E voi sapete che nell'Antico Testamento potevano essere unti per 3 motivi. Unto perché diventava re, unto perché diventava sacerdote, oppure unto perché diventava profeta. Uno poteva essere o re, o sacerdote, o profeta. Non poteva fare più di una di queste cose insieme. Il Signore Gesù Cristo, che viene chiamato il Messia, era così importante e unica volta nella storia in cui una persona sarebbe diventato profeta, sacerdote e re in una persona. Perciò lui viene chiamato l'unto dell'Eterno, non uno degli unti, l'unto, il numero 1. E quel nome, sotto quel nome, il Salvatore, l'unto dell'Eterno, ogni ginocchio si inginocchierà e ogni lingua confesserà. Quella parola nell'originale è molto più profonda, perché la parola confesserà nell'originale significa riconoscerà. E noi sappiamo che questo succederà ancora nel futuro, vero? Perché ancora non si è verificato. Il prossimo evento escatologico nella storia è che Cristo tornerà, porterà via la sua Chiesa, si sposerà con lei e dopo si ritornerà. Quando si ritornerà, tutti quanti riconosceranno che Egli è il Signore. E quella parola Signore meravigliosa, quella che troviamo lì in Filippesi capitolo 2, perché la parola è in greco Kyrios. E questa parola è talmente forte. Se voi volete tradurre la parola Kyrios, non è altro che la parola Yahweh dell'Antico Testamento. E voi sapete che la parola Yahweh, che significa il supremo, l'eterno, era talmente santa che il popolo di Dio non la poteva pronunciare, al punto tale che prendevano le lettere della parola Adonai. E la parola Adonai significa proprietario, e la mettevano nella parola Yahweh per poter pronunciarla. E un giorno tutti quanti riconosceranno che Lui è il Kyrios, il Yahweh, l'Eterno. Colui che è onnisciente, onnipotente, onnipresente, colui che può ogni cosa, colui che è Dio. Io non ho bisogno di aspettare quel momento là, perché io lo posso fare oggi. Io lo posso fare oggi con quello che penso, con quello che dico, con quello che faccio. Perché questo è il mio Dio. Quanto è bello quando noi vediamo persone che amano Dio, vivono per Dio e la gente se ne accorge. Quando parliamo dei Filippesi, la gente se ne accorgeva che loro erano cristiani. Quando vediamo i Colossesi, vediamo che loro se ne accorgevano che i Colossesi appartenevano a Cristo. In Antiochia per la prima volta i credenti sono stati nominati cristiani, perché loro facevano vedere Cristo nella loro vita. Pastore, come posso far vedere Cristo attraverso la mia vita? Versetto 12. Il versetto 12 dice chiaramente: così miei cari, voi, sta parlando a chi? Ai Filippesi. Voi che foste sempre ubbidienti. Non sarebbe bello che lui possa dire della Chiesa Agape: voi che sempre, non ci sono pause, sempre fosti ubbidienti, che avete ascoltato attentamente e avete messo in pratica per filo e per segno. Non solo come quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente. Questo è meraviglioso. Paolo è stato per un tempo con loro, ma dopo lui è andato via. E sapete, alcuni quando Paolo era lì si comportavano meglio e servivano meglio il Signore. Quando Paolo non c'era, come si dice? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Cosa ballano? La samba ballano. Noi siamo un po' abituati a fare le cose per gli uomini. Dobbiamo cambiare, perché ogni cosa che noi facciamo è per Dio. Che quando le persone non ci sono, comunque Dio c'è.
Dio sa cosa faccio, come la faccio e perché la faccio. Non è meraviglioso? E poi la cosa più importante di tutto questo, che la ricompensa noi non l'avremo dagli uomini, ma l'avremo da chi? Da Dio. Perciò vale molto più la pena servire Dio e non gli uomini. Ma il versetto continua. E la parte che stiamo per leggere qui è uno dei problemi teologici più grandi nelle discussioni dei teologi. Perché dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ci sono decine di libri nel mondo che cercano di dire che questa frase significa che se tu non ti occupi della tua salvezza, tu perdi la salvezza. E voi sapete chiaramente che teologicamente parlando un testo fuori contesto non è altro che un pretesto. Ok? Perciò qua non si sta parlando assolutamente di perdita di salvezza. Un'altra versione usa una parola un pochino più precisa, non dice adoperatevi, ma dice occupatevi della vostra salvezza. Il contesto lo stava dicendo molto chiaramente Paolo: mentre io sono là, voi vi occupate in una certa maniera, quando io non sono là, vi occupate in un'altra maniera. Cari miei, occupatevi di quella salvezza con timore e tremore. No, allora timore e tremore, wow, con paura? No, questo ce lo spiega molto chiaramente Salomone, perché il principio della sapienza è il timore all'Eterno. Io non ho paura di Dio, ok? Molti hanno paura di Dio perché se io faccio così allora Dio mi punisce. No, timore dell'Eterno è tutta un'altra cosa. Timore dell'Eterno è che io non pecco, non perché ho paura di Dio, ma perché io non voglio offendere colui che si è umiliato per me, colui che ha occupato il mio posto sulla croce e colui che mi ha regalato la vita eterna. Perciò timore dell'Eterno è non voler offendere la sua santità. Ma tremore, pastore, che cosa significa temore? Io avevo un collega che era molto aggressivo. In casa non lo ubbidiva nessuno, però c'era una cagnolina che lo ubbidiva. E quando lui diceva quale si chiamava, no, Betsy, e lui diceva: Betsy, vieni qua. E veniva questa cagnolina. Quando parlava lui tremeva, e lei tremava. Molti credenti sono così davanti a Dio. Che cosa significa tremore? È un grandissimo rispetto. Non lo so quanti di voi avete quello che si chiama il luogo santissimo a casa. Gli italiani molti ce l'hanno. Il luogo santissimo è la vetrina dove ti hanno regalato il cristallo di Boemia, che non lo usi mai, ok? Ma che è lì. E si usa soltanto per eventi speciali. Tipo per esempio quando si sta per sposare la figlia, quando è morta la suocera. Cioè, no. Sto scherzando. Avete notato se quell'impegno lo danno non alla donna di casa, ma per esempio al marito? Lava le coppe tu. Quello è tremore. Però non è paura. È una cosa talmente preziosa che la vuoi trattare con cura, al punto tale di non danneggiare niente. Sono molti anni che per grazia di Dio servo il Signore. Io ho evangelizzato per grazia di Dio moltissime persone. Una delle cose che mi fa più male quando testimonio del Signore Gesù è quando alcune persone non credenti mi dicono: pastore, se diventare credente significa essere come quella persona, mio cognato, mia amica, mio vicino di casa, sto bene come sto. Perché sì, salvato sì, ma il comportamento, il modo di agire, quello che fanno, quello che non fanno fuori della Chiesa è tutta un'altra storia. Lui mi sta dicendo qua: occupatevi con timore e tremore.
Se io per un attimo valutassi quanto è costata la salvezza che a me è stata gratis, però a Dio Padre le è costato il Figlio e a Dio Figlio le è costato la sua vita, io avrò molta più cura di quella salvezza che mi è stata data in omaggio. La parola occuparsi nell'originale è una parola molto, molto, molto speciale. Sicuramente molti di voi, abbiamo finito Natale, molti di voi avete ricevuto regali, vero? Io ne ho ricevuto diversi e quando uno riceve un regalo, spesse volte riceve scatole come queste, vero? Alcuni te lo mettono in busta di plastica, no? Si dice di solito che più importante è il pacco è perché più importante è il dono che c'è dentro, no? Per esempio, se tu vai a comprare un anello di diamante, non è che te la mettono in una bustina, no? Avete visto i pacchi che fanno? Occuparsi è come ricevere un dono. Io posso ricevere questa scatola e sono felicissimo di questa scatola. Però se io non apro la scatola, non posso godere di quello che c'è dentro. Sì, è una bellissima scatola, però non è detto che posso godere tutto quello che c'è dentro, giusto? Sono proprietario della scatola? Sì. Sono proprietario di quello che sta dentro? Sì. Posso godere di quello che sta dentro se non apro la scatola? Sapete, la parola occupatevi nell'originale ha un significato bellissimo. È come se fosse che al mio caro amico qui le regalo una miniera d'oro. Non vi offendete se la regalo solo a lui, Perciò io ti regalo adesso una miniera d'oro. Domanda, è ricco? Ancora no, ma è proprietario di una miniera. Tu dici che deve lavorare per poter ottenere l'oro, però è ricco sì o no? Mezzo ricco. Ma perché non può godere? Non ha sotto mano cosa? Cosa vuoi tu? Ah, vuoi l'oro! L'oro vuoi, ho capito. Tua moglie lo so. Occuparsi della salvezza è che Dio ti ha donato la miniera, è tua. Ma occuparti significa essere consapevole di tutto quello che quella salvezza ha. Dio, dal momento che tu hai ricevuto quella salvezza, è diventato tuo padre. Gesù Cristo è diventato il tuo Salvatore. Lo Spirito Santo è venuto a vivere in te. Sei stato inserito nel corpo di Cristo. Sei parte della famiglia di Dio. Tu hai la parola di Dio. E se Dio è con te, chi potrà essere contro di te? Quella potenza della quale parla l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 1 versetto 16, quando dice: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo, è la tua miniera d'oro. Ma se tu ti fermi alla scatola, sei salvato, vai in cielo, però non hai assaporato e non hai fatto l'usufrutto di tutto quello che Dio ti ha dato. Perciò dice: occupatevi di quella salvezza con timore e tremore. Occupiamoci. A me dispiace quando ci sono dei credenti che vivono come dei poveracci, spiritualmente parlando, quando potrebbero vivere le ricchezze di Dio in profondità. E per concludere questa mattina c'è una storia che mi ha colpito molto. È la storia di una persona che è stato nel Titanic
che lui ha affrontato i suoi primi giorni di viaggio. E facendo i primi giorni di viaggio, perché voi sapete che il Titanic è partito da un porto, poi è andato a un altro, e poi ha fatto la traversata lunga, è lì che veramente il Titanic è scomparso. E c'era quest'uomo che aveva comprato praticamente il suo biglietto usando praticamente tutto il denaro che aveva, perché lui andava in America per poter cambiare il suo futuro. E lui aveva calcolato che per tutto il viaggio, per tutta la traversata, lui doveva mangiare. E così praticamente che cosa si era fatto? Si era comprato un pacco, cioè un borsone, diciamo, di 10 kg di biscotti. E lui aveva pensato che in ogni momento che lui aveva fame, in quella traversata, avrebbe avuto la possibilità di poter mangiare qualcosa, intanto che arrivava in America, quando il suo futuro sarebbe cambiato. E così praticamente comincia questo viaggio, e quando suona il campanello che tutti andavano a mangiare, invece di andare lui a mangiare insieme agli altri, andava in camera sua, prendeva qualche biscotto e mangiava. La persona che dormiva in terza classe vicino a lui, quando vide questo che aveva fatto per un paio di volte, gli domandò: perché quando suona il campanello che bisogna andare a mangiare, tu invece di venire a mangiare con noi, vai a mangiare i tuoi biscotti? E lui disse: perché io non ho soldi per poter pagarmi o la colazione o il pranzo o la cena. E non avevo più soldi, allora con quello che mi era rimasto ho comprato i biscotti, e io durante tutto il viaggio mangerò i miei biscotti. E il suo compagno, molto sorpreso, le ha detto: ma tu non lo sai che nel biglietto che tu hai comprato era compreso colazione, pranzo e cena con il biglietto di terza classe? Sapete perché spesse volte noi non assaporiamo le ricchezze di Dio? Perché con la salvezza ci siamo rimasti nella scatola. Sono salvo, vado in cielo, amen, gloria a Dio. Ma se tu ti occupi della tua salvezza, tu vedrai che la salvezza ha provveduto per te grandi ricchezze che non potrai usufruire e assaporare se non ti butti giù ai piedi di Cristo e lo cominci a cercare in ogni angolo della tua vita. Ed è per quello che un giorno ogni ginocchio si inginocchierà e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. Quelli che stanno nei cieli, gli angeli e le potestà, quelli che sono sulla terra, gli uomini, e quelli che sono sotto la terra, i morti, un giorno riconosceranno che cosa? Che è il mio Dio. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua bontà. Grazie, Signore, perché tu sei il Signore. Grazie, Signore, per questa salvezza meravigliosa, che non dipende da noi, ma è il dono di Dio. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi, e cari fratelli, sto parlando a coloro che già conosciamo Cristo come personale Salvatore, che ognuno di noi si occupi di quella salvezza, che non rimanga soltanto all'involucro, che non rimanga soltanto alla scatola, ma che possiamo entrare in quella miniera e usufruire di tutto quello, Signore, che tu ci hai donato attraverso questa salvezza. Ma se tu questa mattina sei qua e tu non conosci il Signore della miniera, se tu non conosci questa salvezza, ma vuoi conoscere questo Kyrios, in questo momento tu le puoi dire così al Signore: Signore, riconosco che sono un peccatore,
e che i miei peccati mi allontanano da te eternamente. E io ti chiedo che con il sangue che Cristo ha versato sulla croce, occupando il mio posto, versando il suo sangue, io ti chiedo che tu cancelli ognuno dei miei peccati adesso. Grazie Signore Gesù, perché non sei rimasto su quella croce e non sei nemmeno rimasto su quella tomba, ma sei risuscitato. E io ti chiedo che in questo momento tu mi doni la vita eterna. Se tu hai pregato così, è una cosa tra te e Dio. Io voglio solo pregare per te. C'è qualcuno così, nessuno sta guardando, è una cosa tra te e Dio. Io voglio soltanto pregare per te in questo momento. C'è qualcuno così, dovunque tu sei, alza e abbassa la tua mano, amen. Qualcun altro? Amen. 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 Signore, tu conosci questi cori. E la Bibbia dice che c'è grande gioia nei cieli per un peccatore che si ravvede. Io ti chiedo che tu benedica la loro vita e le nostre vite, e che ogni giorno della nostra vita, Signore, in attesa del giorno in cui tu ritornerai, che possiamo essere fedeli a te. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. È una gioia poter condividere con voi tutti questi momenti. E questo è un momento nel quale noi possiamo offrire all'Eterno. E mentre i nostri ragazzi loderanno il Signore insieme a noi, è il tuo momento di poter dare le tue offerte al Signore, le tue decime. Che Dio ci benedica.
hai donato per noi. Per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Una vera Ringraziamo il Signore per le offerte. Signore, grazie. Grazie perché tu hai donato a noi il massimo di quello che si poteva donare, la vita di tuo figlio in riscatto della nostra. E grazie Signore per tutti coloro che questa mattina in qualche maniera hanno voluto donare a te un po' del tanto che abbiamo ricevuto. Grazie per la tua provvisione. Ricevi tu questa offerta in onore alla tua persona. In Cristo Gesù preghiamo. Amen. Ok, avete un'altra canzone, è vero o no? Volete un'altra canzone? Ok, prima che loro vanno vi do un po' qualche annuncio. Una cosa importantissima, il 31 di questo mese ci sarà l'assemblea generale, prima convocazione alle 14, poi la seconda 14:30. È importante che possiate essere presenti per l'ente ecclesiastico, ok? Poi abbiamo qualche altro annuncio? No? La preghiera, tutte le solite riunioni, vero? Non mancate a queste riunioni, ok? È un'opportunità di poter pregare, studiare e avere comunione insieme. L'altro giorno io pensavo, se questo fosse successo a noi 40 anni fa, come avremmo fatto? Invece Dio l'ha permesso oggi perché possiamo essere in comunione anche online. Non perdiamo questa opportunità. Che Dio ci benedica e ci dia una settimana splendida nella quale possiamo occuparci della nostra salvezza. Che Dio ci benedica.